Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano. Allora, Fioi, purtroppo abbiamo giocato la prima partita, l'abbiamo persa contro il Sassuolo. Se c'è la Juventus, secondo me con la Juventus vado in tribuna. Infatti, qua si prospetta un'altra bella sconfitta, molto bene. Crisi nera, ragazzi, crisi nera. Arriva solo un 4-0, bene. Non voglio neanche vedere la classifica, per il momento mi fa abbastanza paura. Ok, se c'è il Toro. Adesso arrivano le partite un po' più tranquille. Ok. Anche col Toro. Da questa bisogna vincere, però bisogna fare la prima vittoria. Immobile rotto, dai, cazzo, anche Padelli, possiamo farcela. 1-1, dai, punticino, muoviamo sta cazzo di classifica. Però gioco poco, fanno giocare poco purtroppo. Ancora Simula, vabbè, però che spocco, do coglioni. Oh, prima buona vittoria di Turbe, Ciriliano e Rafael Martinho. Dai che piano piano si sale. Calciatore si è rotto. Una cosa abbastanza ufficiale. Però io vorrei giocare. E devo fare anche una bella partita. Simula, vabbè però, cioè, vabbè. E questa è la cosa, sono un po' sui coglioni, che non giochi mai su FIFA, cioè. Guarda, le prime partite sono così. E si va a vincere anche a Bologna, dai. Dai, ragazzi. Oh, Cacia fuori 4 mesi, frattura del coccyge. Bella, dai, che ho qualche chance. Che bello essere così antisportivi. Quanto mi gasa sta cosa. Dai, col Parma devo giocare, cazzo. Simula ancora, vabbè. Va bene. Che domaroni, che domaroni, che domaroni. 1-1, dai, almeno stanno arrivando punti però. Andiamo a vedere la classifica. 15° posto con 9 punti, dai. Non siamo messi benissimo, però. Inter, Sampdoria, Cagliari. Sì, basta che mi fai giocare però, perché c'è. Non riesco. No, veramente volo in Inter, ecco l'Inter, sì, sicuramente giocherò con l'Inter. Infatti gioca una partita pazzesco. Prima partita da San Siro della storia, Fede del Comendone. Dai cazzo, dobbiamo segnare. Dobbiamo assolutamente fare una gran prestazione a San Siro. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Comunque l'obiettivo principale è la squadra, chiaramente. Vai Fioi. Tensione altissima a San Siro per il milanista veneziano, che giocare contro l'Inter può essere molto stimolante. Siamo di nuovo qui pronti a raccontarvi la partita di oggi. Aspetta, scusate. Per la Serie A. Io sono Fabio Graessa. Eccomi, c'è Beppe Bergomi. Dai ragazzi, ce la può che questo match tra Inter e della Sverona. Si spintonano per recuperare la sarebbe bello segnare a San Siro il primo gol della storia del veneziano. Devo giocare bene però, fare un bel voto, perché con un bel voto posso avere speranza di giocarne di più. Però anche è giusto, appena arrivato in Serie A non giochi mai tanto, quindi questa è una cosa reale anche. Vai Kume. Bravissimo Kume, con calma. Merda. Nagatomo. Attenzione, Nagatomo. Si invola il Naga. Cossa. Palacio. Mamma mia, Palacio. Dai, vecchio mio, dai. Neanche, non prendere di testa e mi girano i coglioni, però perché c'è. Dai che è lunga. Ok. Dai ragazzi, non stiamo a far cappè. Dai, facciamola girare. Ha interrotto l'azione con un intervento di merda, mi arrivano. Guarin. C'ho il Guaro, il portiere. Vabbè, lunga, dai.
Siamo già al 17esimo purtroppo. Gonzales. Bravi, già giriamola. Romolo. Che cazzo di passaggio è Romolo? Raga, però certo fammi giocare con l'Inter, cioè, a San Siro, cioè veramente l'allenatore è proprio un bastardo, se fa apposta per farmi giocare male. Bravissimi. Dai Viene come? dato vantaggio, c'è spazio per un cross. Ah, era fallo contro anche. Si spinge in avanti. 5,5, non devo chiamare troppo la palla. 5,4, cazzo che di merda che sto giocando. Bravo, dai. Con calma. Passaggio che non trova il compagno. Giochiamo male, però giochiamo male. San Siro non è facile comunque. A San Sirus non è facile. Kuzmanovic. Jonathan. Il divino Jonathan. Hernanes, il profeta. Palacio. Hernanes ha una visione di gioco veramente come poco. Lob in Occhio direzione di testa, prendiamola, bravissimo. Anche un punto va bene comunque San Siro, cioè che sboccia. Bella questa azione meravigliosa. Bravi. Avanza palla al piede. Ma no, ma vaghi incontro, sono le prime regole, cazzo. Vaghi incontro. Jonathan. Mamma mia, fioi. Proprio una pippa il mio giocatore, attenzione. Ai, gol. Sfida, questo impedisce alla palla di varcare la linea di porta. Mamma mia, quanto ho Carambola e palla rischiato. che termina fuori. Calcio d'angolo Quanto ho per rischiato, ragazzi. Buttala via Angolo come battuto bravo senza come 5,3, conseguenze. però cioè. Hernanes. Cosa devo fare, cazzo? È salito bene di testa, ha mancato di poco però lo specchio della porta. Dai che è nostra, dai che è nostra. Potevano anche marcarlo meglio, È vero Fabio, anche se è stato bravo a prendere loro il tempo e a liberarsi per concludere a rete. Per questa volta Dai, possono tirare un'azione un e sospiro di segno, me lo sollievo. sento. A San Siro sarà il primo gol come indiano. Romolo. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Ma la facciamo girare alla grande, ma tiki taka ragazzi, tiki taka veronese. Si avvicina all'area. No, ma ragazzi, ma è uno scandalo il mio giocatore, Hanno cioè provato a fioi. sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. È veramente uno Massimo scandalo. Vai Cube! Non ci credo. Tenta! Bello. Ma Interviene che con un cazzo? tempismo Vai eccezionale. Cube di testa, ma prendila cazzo, sei 2 metri, non la prendi di testa. Prendere un tè caldo, finisce 0-0 Sì, un per cazzo il callo devono prendere. Grande equilibrio. Sicuramente i due allenatori avranno dato Cioè è alto 52 metri, non riesce a prendere di testa, va bene. Vabbè, cioè, ma per caputtana, io ho capito che sei scarso, però non puoi neanche stoppare la palla. Mamma mia, sarà durissima ragazzi, non me l'aspettavo così dura. Non ho mai giocato la modalità carriera con FIFA. Jonathan. Devo stare anche in posizione, cazzo. Occhio. Bravo. Termina il difensore. Hernanes. Buttala su. Palla insidiosa. E ormai in zona d'attacco. Jonathan. Ma il divino. L'ha messa in aria. Bravi ragazzi, dai. Ma che palle, però non saltiamo mai l'uomo, cazzo. Siamo nel secondo tempo, la situazione è ancora di parità, vediamo se questo Ancora 0-0, l'unica cosa positiva è quella. un po' l'ordine della gara. Qui se ne giochiamo una possiamo anche aumentare il minutaggio, Jonathan. Vediamocela in difesa a sto punto, se no. Passiamola, cerchiamo di giocare semplice. Si porta in avanti. Però Donati. bravo.
Facciamola girare. Donati. Bello sto passaggio. Madonna, però non facciamo un passaggio giusto neanche per sbaglio. Ocio. Ai ai ai, il pala. Mamma mia, grande. Grande portierone, che sofferenza, fioi. Entra Jankovic per i turbi intanto. Mamma mia, l'ho vista dentro. Mamma mia, l'ho vista dentro. Jankovic. Romulu. Dai, Romulo. Dai, fioi, dai, proviamoci. Rafael Martini. Vai, Cube. Mettila in mezzo che se non sei incrociatore. Di testa non ci arriva nessuno. Peccato. Peccato. Nagatomo. Cerchiamo di non prenderlo, però anche un punto va bene a San Siro. I padroni di casa. Dai, pressiamoli però. Aia, Palacio. No, che culo. Attenzione. No. Buttala su, che cazzo. Abbiamo prodotto una cosa un po' impossibile. E con cambio l'allenatore cerca nuove soluzioni per passare in vantaggio. Siamo ormai nei minuti finali. Siamo all'80esimo, ragazzi, teniamo sto punto che è pesante. Qualsiasi prodezza può risultare davvero decisiva. Dai, portiere, grazie. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. La formazione. No, ma lanciamela alta, ma non sti qua malati del passaggio rasoterra, cazzo. Buttamela in profondità alta. Ottimo Tekel, l'avversario resta interdetto e lui può ripartire. Niente, se va bene la pareggiamo a 5 punti. Sì, però 5 punti. Cosa ho fatto di così sbagliato? 5.1 pressato. Boh, vai. E libera senza andare troppo per il sottile. Buttala su, grazie. Troppo in difesa. 88esimo. E la perde il coglione. La perde. Si fa avanti l'Inter. Jonathan. Ocio. Bravo. Intervento, sventa il pericolo. Kuzmanovic. Poi difendiamola. Dopo l'intervento di un difensore. Dai, cuore, almeno c'è cuore, Hernanes. Due partite comunque non esaltanti, purtroppo. No, adesso. Intercetta la palla e sventa il pericolo. Buttala su, va bene, dai, va bene. Dai che un punto a Milano va bene. Punto prezioso. Però Veneziano sta giocando male, purtroppo. Non so quanto le due squadre saranno soddisfatte. Cioè, contro l'Inter, però. Fabio, nessuna delle due è riuscita a trovare. Poteva mettermi sinceramente con una squadra un po' più scarsa, cazzo. Proprio a Milano doveva mettermi sto stronzo. Male. Vabbè, in classifica siamo 12esimo posto, 10 punti, dai, non male, ragazzi. Saluto il raccomandone veneziano, mi ci vuole un po' di tempo per imparare perché è la prima volta che gioco una modalità carriera giocatore con FIFA è veramente giocatore, è scandalosamente scandaloso. Raga, un saluto da Kumendo, veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.